libri importanti, grazie a Gastone Fusaro. Io, come dicevo nella mia presentazione, richiamavo Cicerone e poi anche Machiavelli, Storia, Magistra e Vite. E la storia è fondamentale, se si vuole anche fare delle scelte nella vita attuale corrette, le migliori possibili, bisogna partire dalla conoscenza di quello che è già accaduto. Lo diceva Giambattista Vico, i corsi e i ricorsi storici, perché? Perché la storia, stranamente, in modo molto simile si ripete sempre, anche se in contesti diversi. E quindi la conoscenza delle proprie radici, la conoscenza di fatti apparentemente di dettagli o marginali che ci riportano al nostro territorio, alla nostra comunità. Questi soldati, questi uomini d'arme che il Fusaro è andato a cercare partendo dai nomi veneti per capire una cosa anomala se non si va in profondità, ovvero come mai questi uomini hanno combattuto e sono morti per una patria che pochi anni dopo non era più la loro patria. I fenomeni storici devono essere conosciuti con questa attenzione, con questo rispetto, direi io, perché quello che conta sono le persone prima degli eserciti, sono le comunità prima dei confini, sono i valori che uniscono i popoli prima ancora che gli interessi dei loro comandanti. Quanta attualità c'è ancora in questo esame della storia, con rispetto, ripeto, degli ultimi, di quelli che hanno dato la vita per un principio, per un obiettivo, per qualcosa che era considerato vitale, che poi magari si è dimostrato invece di rilevanza diversa da quella per la quale si è combattuto. I nostri soldati lombardo-veneti, quelli oggetto della ricerca dell'autore, frequentemente, normalmente tra loro parlavano la lingua veneta. Questo è un altro dato importantissimo. Abbiamo soprattutto negli episodi della battaglia di Lissa, ma anche in altre circostanze, la documentazione che il comando o lo scambio di notizie o la collaborazione dei soldati avveniva parlando in lingua veneta. Von Tagethoff diceva a Vianello, daghe sotto che Ciapemo, ed era quella che Ciapemo era la nave capitana, la Re d'Italia, e quindi la storia, ripeto, con grande rispetto, perché questi hanno dato la vita, l'impegno militare, la storia va conosciuta in questi dettagli e questo ci fa capire tantissimo. Dobbiamo valorizzare i dettagli, perché altrimenti dimentichiamo che siamo costretti a ripetere quello che hanno scritto altri della nostra storia. Non sempre gli storici ci hanno detto tutta la verità, è bene conoscere la verità e i fatti di dettaglio. L'obiettivo è proprio quello di dare un nome, ridare quasi vita a delle persone che sono completamente dimenticate, ormai sono passati 160 anni, ma sono persone che hanno segnato il nostro territorio, ma anche la nostra storia, perché hanno magari giovani che non si erano usciti dal proprio paese, che sono stati mandati a 800-1000 chilometri di distanza in paesi con lingue, culture e usi totalmente diversi, che poi sono rientrati e hanno riportato, per coloro che sono rientrati per fortuna, hanno riportato tutte queste esperienze e sono diventate la base di quello che è anche la nostra storia oggi. Qual è stata la scintilla che l'ha portata a fare questa ricerca storica? Sì, un po' il bisogno di dare un nome a queste persone, avendo trovato così occasionalmente i nomi di alcuni di questi giovani che avevano partecipato a queste grandi battaglie e un po' anche il bisogno di capire se c'era stata, come effettivamente poi è successo, italiani o veneti contro veneti, lombardi contro lombardi in occasione di diverse battaglie.